Michele Fazio nasce il 21 settembre del 1985 a Bari. È il secondo di 4 figli, un ragazzo pieno di vita, dolce e rispettoso. Michele cresce tra le stradine di Bari Vecchia, tirando calcio al pallone con gli amici, in quei vicoli stretti vicino al mare, così belli, ma attraversati dalla mafia. A fianco a Michele e ai suoi amici crescono anche i figli dei boss, che abitano in quello stesso quartiere e che obbligano tutti a ritirarsi in casa non appena fa buio. Michele di giorno lavora e la sera va a scuola per conseguire il diploma. Suo papà Pinuccio fa il ferroviere ed è costretto a viaggiare, stando spesso fuori casa. Michele ama la vita, una vita normale, che verrà stroncata improvvisamente e violentemente, in un giorno caldo e afoso di metà estate. È la sera del 12 luglio 2001. Tra i vicoli di Bari Vecchia era un giorno speciale, perché papà Pinuccio era a casa per qualche giorno di riposo. Michele ha finito il suo turno di lavoro e decide di trascorrere qualche ora sul lungomare. Michele tornava a casa dopo una giornata di lavoro come barista. Il papà aveva ordinato le pizze per tutti e Michele, come ogni sera, usò il telefonino per avvisare che stava rincasando. Mancavano poco più di 20 minuti alle 23, quando tutta la famiglia udì gli spari in strada. Nessuno mosse un dito, tranne la sorella più piccola, Rachele, che sbirciò dalla finestra e vide il corpo del fratello Michele per terra sotto casa. Il sedicenne venne raggiunto da un proiettile vagante che lo colpì mortalmente alla nuca. Lungo quel tragitto, alcuni esponenti del clan Capriati, ragazzi poco più grandi di Michele, avevano deciso di vendicare l'uccisione di Francesco Capriati, assassinato 2 settimane prima, colpendo un esponente a caso. Così il comando, dopo aver avvistato la vittima designata, fece fuoco. A pagare il prezzo più alto fu Michele, ucciso per errore in una guerra a lui estranea. Per l'omicidio furono condannati Francesco Annoscia, 15 anni e 8 mesi, e Raffaele Capriati, 17 anni. Il 28 giugno 2016, in esecuzione di una condanna definitiva a 7 anni e 6 mesi di carcere, è stato arrestato il terzo componente del comando, Michele Portoghese, che guidava uno dei 2 scooter usati per compiere l'agguato. Nessuno vide o sentì niente, bisognava rompere lo scudo dell'omertà. Bari Vecchia prima aveva uno solo a comandare nel quartiere, ora il quartiere è libero, è di tutti. C'è sempre qualcuno che cerca di emergere, di continuare a svolgere attività illecite. Ecco perché non dobbiamo mai dire che abbiamo vinto. Bisogna sempre continuare nella missione del dialogo e della legalità, dicono Pinuccio e Lella. A Michele, vittima innocente della mafia, e a Pinuccio e Lella per non essersi mai arresi di fronte a questa ingiustizia.